Ci troviamo in provincia di Vicenza e vi parliamo di crowdfunding, ovvero raccolte di fondi online che permettono ad associazioni, a realtà del terzo settore di finanziare importanti progetti di carattere culturale, sportivo e sociale. Scopriamo come. La tecnologia digitale mette a disposizione nuovi strumenti per dare linfa e vitalità a iniziative del territorio che siano in grado di essere attrattive online. Emozionalità, interesse, ma soprattutto obiettivi chiari, tempistiche di realizzazione certe e una sorta di capacità imprenditoriale di garantire il risultato dichiarato. È un progetto, soprattutto è un progetto per il territorio, direi, innovativo, per il sostegno che vogliamo dare, perché aiutiamo queste organizzazioni a utilizzare bene questo strumento che è il crowdfunding. Sono dei finanziamenti collettivi che attraverso delle piattaforme, attraverso online riescono a raccogliere per i loro progetti, e quindi è anche veramente una forma di finanziamento che diventa molto trasparente, perché si presenta il proprio progetto, si comunica come questo progetto verrà realizzato, e quindi chi fa questo finanziamento sa bene anche poi quali saranno i risultati che potrà avere. Non tutti sanno ancora come funziona il crowdfunding e quali siano le sue potenzialità. Ecco che il corso di formazione promosso dalla Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola assume un significato particolare di attenzione vera, concreta per il territorio e soprattutto per le persone che per lavoro o nell'ambito del volontariato prestano la loro opera con competenza e generosità. Quali sono i requisiti necessari per un buon progetto da mettere online? Allora, una campagna di crowdfunding funziona quando il progettista, la persona che lo propone, riesce a dar vita a una strategia di comunicazione sui social, ma anche col passaparola, sul territorio, tramite eventi, grazie alla quale riesce a raccontare, come io racconterei al mio migliore amico, il progetto che voglio realizzare, e convincere quindi una persona a sostenerlo non tanto con un like su Facebook, ma mettendosi una mano in tasca e donando 10, 20, 50 euro. Quanto è attrattivo rispetto al momento attuale questo tipo di strumento? Sono anni in cui il crowdfunding si sta diffondendo sempre di più, noi lo vediamo anche in piattaforma su theginger.it, dove anno dopo anno pubblichiamo sempre maggiori campagne di raccolta fondi. È chiaro che perché un progetto funzioni occorre sapere come fare, motivo per cui siamo qui stasera con la Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola. Quanto è importante un percorso di formazione come questo per le associazioni che vogliono avvalersi di questo strumento? Allora, sicuramente è uno strumento estremamente importante perché ci consente di imparare a guardare avanti insieme in modo efficace e di promuoverci anche nel territorio, di farci conoscere e di intraprendere insomma anche delle strade nuove che non sempre sono facilmente percorribili, soprattutto in questo periodo storico, da soli, non accompagnati. Quale progetto avete in mente di presentare per questo crowdfunding? Sì, allora il progetto in realtà è diviso in varie attività. I nostri ragazzi che sono ospitati alla Rocca di Altavilla Vicentina, che sono persone che hanno subito un trauma cranico, partecipano a varie attività riabilitative, tra cui la rieducazione equestre, quindi a cavallo, c'è l'orto riabilitativo, abbiamo un'attività di musica, quindi il laboratorio musicale, e diciamo che questo progetto è molto importante per noi, coinvolge tante attività, ma è molto importante perché permette ai ragazzi di uscire dalla realtà della casa famiglia. Abbiamo acquistato un'abitazione, una villetta in centro all'Alte che vogliamo ristrutturare per renderla abitabile da 10 persone con disabilità che frequentano già le strutture nel paese di Brendola e Montecchio Maggiore, dove la fondazione opera. Quanto è importante l'aiuto di una banca di credito cooperativo per questo tipo di iniziative? Probabilmente se non ci fosse stato l'input della banca non saremmo, di sicuro non saremmo andati in cerca di questo tipo di iniziative. Utile non solo per l'esito, ma anche perché si impara un po' a utilizzare i mezzi che adesso la tecnologia ci mette a disposizione.
quale sarà il ruolo della Cassa Rurale di Brendola, della Banca di Credito Cooperativo nell'aiutare queste associazioni poi a realizzare concretamente il loro progetto? Intanto permettere le nostre piattaforme e quindi poter avere una comunicazione in web direi anche privilegiata. Secondo, per selezionare quelle che sicuramente avranno la sostenibilità da parte del pubblico, e terzo, per finanziare noi anche. Un 20% del progetto sarà finanziato poi anche dalla nostra banca, con un limite massimo ovviamente per tutti.